Taglio del nastro, il traguardo diventa un nuovo punto di partenza. Voce del verbo fare business, anzi meglio, dare spazio al business. Spazio vero, geometrico. Il futuro abita qui, un cocktail formidabile che abbina uffici, sale riunioni, servizi. Tutto questo sono i business center, il più grande in Veneto e a Vicenza. Un record raggiunto oggi con l'inaugurazione della nuova ala. Ecco un rivoluzionario modello logistico organizzativo con cui le aziende sfidano la crisi economica ed energetica. I servizi di cui puoi usufruire in un business center sono molti, sono inclusi nel canone mensile che è fisso e sono servizi come la segreteria telefonica, servizi di accoglienza ospiti, l'utilizzo di spazi comuni, di sale riunioni, di cucine, una receptionist che risponde col nome della tua azienda a ogni tua chiamata. Sono servizi che in un ufficio tradizionale molte aziende non potrebbero permettersi. Razionalizzazione dei costi, ma anche una nuova filosofia per vivere gli ambienti di lavoro, non solo negli uffici ma anche e soprattutto nelle aree comuni. Tutte le aree comuni sono sviluppate in modo da favorire anche la socialità, per cui per noi è un grosso valore aggiunto la creazione di relazioni tra i nostri clienti. Facciamo molta attenzione al fatto che aziende dello stesso settore non entrino all'interno del business center per non farsi concorrenza, ma cerchiamo di andare a incentivare la socialità e lo scambio di relazioni all'interno del business center. Una combinazione di ambienti privati, quindi stanze chiuse con la chiave, col badge, con ambienti dove posso sorseggiare un caffè, incontrare un cliente o un potenziale fornitore, avere delle zone dove posso telefonare, delle aree di convivialità. Quindi l'evoluzione sarà degli spazi che mixano ambienti open con spazi riservati. E la tendenza sembra essere quella in questo momento, però se guardiamo a 10 anni fa c'è stato un cambiamento dirompente. Una rivoluzione epocale che mette in relazione studi privati, professionisti, aziende, in un'agorà moderna dove si intrecciano affari, incontri, momenti di convivialità. Tutto questo è il business center. È un punto che a volte è di passaggio ma diventa anche stabile per molte aziende che sono qui da tanti anni. Nel 2012, quando noi abbiamo aperto questa struttura, avevamo un sogno. Il nostro sogno era di creare una struttura che potesse ingrandirsi nel tempo, ma nella quale le aziende fossero felici di lavorare, un ambiente nel quale le aziende si trovassero bene, perché se crei un ambiente lavorativo sereno, flessibile e nel quale le persone, non le aziende, le persone vivono bene, allora puoi avere futuro.